Cari telespettatori, eccoci arrivati al nostro spazio dedicato agli anziani pensionati, ma non soltanto. Controllate le vostre pensioni. Siamo con il signor Celeste, pensionato, grazie di essere qui con noi, Prego. di aver avuto l'ardire di raccontare la sua storia, che inizia quando? Ma io sono andato in pensione dopo 40 anni di lavoro, alcuni dei quali anche in fonderia, quindi una fonderia anche qua vicino Padova, quindi che era attiva. Dopo 40 anni di lavoro sono andato in pensione nel 2003, sono andato in pensione abbastanza giovane, ho cominciato anche giovane a lavorare. E poi un lavoro pesantino, diciamo. E quindi tutto tranquillo, tutto normale. Poi alla fine del 2011 il governo Monti ha messo mani alle pensioni con la famosa riforma Fornero e la mia pensione, che era allora superiore, così come lo è oggi, superiore a 3 volte il trattamento minimo, ha subito il blocco della perequazione, che sarebbe l'adeguamento al costo della vita in sostanza. La rivalutazione, insomma. E quindi per 2 anni abbiamo perso questo importo sulla pensione, che è quello che non è che servisse per aumentare le pensioni, serviva solamente per mantenerle adeguate all'andamento del costo della vita. Poi successivamente c'è stato degli adeguamenti che sono stati sempre molto piccoli, anche perché il livello di inflazione era sempre molto basso, vedi la crisi e così via discorrendo. Il risultato è che ad un certo punto c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, se non vado errato, nel 2015, che ha ritenuto illegittimo quella norma della Fornero-Monti. E da lì si è aperta una discussione, quindi ci siamo anche informati con il sindacato del che fare, che cosa succedeva per quelle pensioni che avevano Perché dice, subito, la mia pensione è rimasta bloccata, a questo punto forse si aprono degli spirali. Che avevano subito questa decurtazione, quindi abbiamo iniziato anche una discussione col sindacato, siamo andati a vedere che cosa si poteva fare e cosa non si poteva fare. Nel frattempo poi il governo sulla sentenza ha emesso una norma. Questa norma ha fatto sì che nel 2015 è stato dato un bonus, una tantum a parziale, come si dice, a parziale recupero di quello che era stato perso. Una tantum, ci ricordiamo, era l'estate. Era una tantum, ad agosto, che fra l'altro ha fatto anche un po' di confusione, perché ad agosto di solito c'era il recupero del 7,30, quindi molti di noi hanno fatto confusione nel capire quant'era. E niente, a quel punto lì l'importo era fra l'altro bassissimo, ci siamo fatti tutti 4 conti della serva, come si usa dire. Perché avevate un'aspettativa. Sì, quindi facendo i conti di quanto hai perso ogni mese, ogni anno, e che si riportava sempre, siamo a livello di alcune migliaia di euro, insomma. Quindi lei aveva fatto 2 conti e pensava, mi dovrebbero entrare tot migliaia di euro. Poi abbiamo saputo che il governo invece ha ristorato con circa il 20%, con alcune centinaia di euro nel mese di agosto, e da lì non si è più saputo nulla. Noi, mantenendoci in contatto con il sindacato eccetera, abbiamo posto le questioni, e tant'è che ad un certo punto il sindacato al quale io mi rivolgo, al quale io sono iscritto, che sarebbe lo SPI della CGIL, assieme ai propri legali ha deciso di fare, come si dice, un'iniziativa per cercare di recuperare quello che era stato perso. Quello che spetterebbe, insomma. E quindi si è avviata questa procedura, che da quello che ne ho capito, da quello che credo che sia, è che c'è l'intenzione di fare ritenere non conforme alla sentenza della Corte Costituzionale il decreto che ha fatto successivamente il governo. Quell'una tantum perché se uno diceva no, bisogna ritornarli tutti, l'altro me ne date solamente il 20%, è chiaro che qualcosa da qualche parte manca. E quindi si è avviata questa procedura facendo queste cause legali a spese del sindacato, da quello che... Quindi lei è in attesa di... Noi siamo in attesa perché siamo stati invitati a fare una raccomandata da inviare all'INPS proprio per evitare il rischio della prescrizione. E quindi di perdere di perdere quello che
La prescrizione funziona così, nel senso che si va indietro 5 anni, quello che c'è stato negli ultimi 5 anni lo prendi, quello che c'è prima e dopo. Ma se noi restiamo in attesa della Corte Costituzionale, che passino alcuni anni, corriamo il rischio di perdere gli arretrati, e quindi ci è conviene fare questa raccomandata che il sindacato ha predisposto e che andiamo a fare per tutelarci da questo rischio che il nostro diritto venga prescritto, insomma, in sostanza. Assolutamente, signor Celeste. E noi speriamo di avere anche presto una risposta, di poterla dare a lei e anche tanti che... Sì, speriamo di avere una risposta, anche perché ragionando all'interno del sindacato siamo venuti anche a conoscenza che se nel giro dei prossimi 2 anni non si dovesse arrivare a nessuna sentenza, bisognerà che riprendiamo in mano la questione insieme con il sindacato, perché si corre il rischio da quello che non ho saputo della cosiddetta decadenza dal diritto, che sarebbe ancora peggio. E quindi è un'iniziativa che senz'altro va portata avanti e che va secondo me pubblicizzate, perché io ho ritenuto giusto questo concetto. Assolutamente. Guardi, noi la ringraziamo tantissimo della sua testimonianza e speriamo veramente che possa essere utile a tante persone come lei, pensionati, che quindi che aspettano questo diritto. La ringraziamo, in bocca al lupo, a questo punto auguri per tutto quanto. E lasciamo il posto alla nostra esperta dello SPCGL, che vediamo che cosa ci dice. Voi, grazie buonasera, ancora, buonasera, arrivederci, buonasera. Allora, Maria Pistorello prende il posto del nostro pensionato Celeste, che viene comunque dalla zona di Rovigo, anche se ha lavorato a Padova in tempi passati, eccetera, e che gentilmente ha prestato una testimonianza importante. Ci sono tantissimi casi, insomma questo non è un caso particolare, è il caso diffuso a tutti, trasversale. Sì. Ci hanno chiamato anche alcuni telespettatori relativamente a questo, a dire il vero, dicendo: ma se io non la faccio questa raccomandata, perché non so come funziona, come fa, eccetera, perdo lo stesso tutto, non sarebbe giusto? Spieghiamo bene come funziona. Sì, partiamo proprio dalla raccomandata che serve per interrompere i tempi della prescrizione. Adesso è consigliabile farla entro il 31 dicembre di quest'anno per coloro che erano già in pensione entro il 2011, poi per chi è andato in pensione nel corso del 2012 si ha tempo ancora 1 anno. Bisogna farla perché, come diceva anche il pensionato prima, altrimenti, dati i lunghi tempi della giustizia italiana, potrebbe essere che un'eventuale sentenza favorevole ai pensionati sopraggiunga successivamente ai 5 anni e quindi i pensionati in questo modo perderebbero per intero il diritto agli arretrati, che invece sono arretrati consistenti. Adesso il nostro pensionato Celeste ci raccontava che lui è rimasto bloccato quei 2 anni là e ha ricevuto soltanto una parte. Io voglio proprio fare alcuni esempi. Intanto, per chiarezza, voglio dire che i pensionati che sono coinvolti sono coloro che avevano negli anni 2012 e 2013 le pensioni superiori alle 3 volte al minimo. Cosa vuol dire? Per il 2012 sono superiori a 1.400 euro, eccoli qua. Nel Veneto, come vedete, erano circa 417.000 pensionati. 285.000 erotti uomini, 131.000 donne. Faccio notare una cosa che si vede proprio da questo grafico. Le donne, lo sappiamo, no? Che le donne hanno le pensioni più basse degli uomini, rispetto poi alla pensione superiore ai 1.400 euro, come vediamo le donne sono la metà rispetto agli uomini. Allora, per tutti questi erano i numeri del 2012, sono stati esclusi dall'avere l'aumento della pensione, tranne una fascia proprio a ridosso dei 1.400 euro che è stata comunque coperta per effetto di una norma che si chiama norma di salvaguardia. Ma perché sono stati esclusi? Sono stati esclusi perché il governo, la legge di riforma, la legge Fornero, aveva previsto, proprio per risparmiare dei soldi, aveva previsto che per ben 2 anni, nel 2012 e nel 2013, le pensioni superiori a questa cifra non venissero adeguate al costo della vita. Perché erano pensioni già corpose? Secondo la Fornero erano già pensioni corpose. Poi abbiamo sentito l'esempio del pensionato di poco fa che ci diceva che la sua pensione sì è anche superiore alle 3 volte
abituati al minimo, ma ha pagato i contributi per ben 40 anni e anche in un lavoro molto pesante. Nel 2016 poi nel 2013 abbiamo anche la diapositiva che ci fa vedere i numeri rispetto al 2013 quant'erano, eccoli qua. Nel 2013 naturalmente i pensionati esclusi erano di più, perché ci sono stati dei pensionati che hanno avuto la pensione l'anno prima, come vedete sono cresciuti, 446.000, sempre 300.000 erotti uomini, 142.000 donne, anche qua si mantiene, no, questa differenza. All'epoca, tra l'altro, lo ricordo, nel 2012 le pensioni avevano avuto un aumento del 2,7% e nel 2013 del 3%. Adesso, se pensiamo che da 2 anni, l'anno scorso, le pensioni sono state aumentate dello 0% e quest'anno lo stesso saranno aumentate dello 0%. Se pensiamo, insomma, avrebbero avuto un aumento davvero considerevole. Ecco, ci sono degli esempi che su sì, 1.500 esatto. euro mensili lordi, sempre lordi, che vuol dire al netto di... Quando noi parliamo di pensioni o di stipendi parliamo sempre di lordi, in questo caso qua lordi, se il netto è circa 1.200 euro al mese, 1.200 euro al mese. La perdita la perdita, secondo quanto l'abbiamo stimata, noi abbiamo fatto una stima, la perdita, se ci fermiamo al 31 dicembre del 2015, perché poi anno dopo anno la perdita è sempre progressiva, un pensionato con 1.500 euro di pensione lorde nel 2012 ha perso al 31 dicembre 2015 3.861 euro. Quasi 4.000 euro. Quasi 4.000 euro. Sono un bel gruzzoletto. Sono tanti soldi. Poi un pensionato con 1.700 euro ne ha rinunciato a 4.277 euro e un pensionato con 2.000 euro sempre lordi di pensione ha rinunciato a quasi 5.000 euro. Parliamo del 31 dicembre, fino al 31 dicembre 2015, poi ci sarebbe da aggiungere ormai anche il 2016. Sì. Il governo, torno un attimo indietro, la Corte Costituzionale a un certo momento ha dichiarato l'incostituzionalità della legge Fornero. L'ha dichiarata perché la legge, prendendo questa decisione, no, di risarcire, di bloccare per ben 2 anni le pensioni, è andata, come posso dire, è andata in contrasto con i principi che sono previsti proprio di proporzionalità e di adeguatezza che le pensioni devono conservare nel tempo. Il sistema previdenziale è nato per cosa? Per dare la possibilità a un lavoratore, dopo che ha versato una vita di contributi, di poter andare in pensione e mantenere un certo tenore di vita che non lo faccia precipitare, insomma, in alcuni casi verso situazioni di povertà. E allora la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta in questo senso, ha detto che la norma è incostituzionale e ha obbligato il governo a prendere dei provvedimenti. Il governo ha deciso, con motivazioni di tipo economico, di risarcire i pensionati, risarcire tra virgolette, dando una parte, qualcuno l'ha chiamato bonus, soltanto una parte di quanto gli sarebbe spettato, e gli ha dato circa il 20% del dovuto, se pensiamo alle pensioni sui 1.500, ma poi se andiamo su gli ha dato anche molto meno. Infatti ad agosto poi del 2015 è arrivato questo risarcimento. Ha preso anche un'altra decisione il governo, ha aumentato le pensioni, queste pensioni che la penalizzazione se la portano per tutta la vita, le ha aumentate a partire dal 1° gennaio di quest'anno, del 2016. Però l'aumento è stato circa del 10%, medio del 10% di quanto dovuto effettivamente se non ci fosse stato il blocco della rivalutazione. Allora sono subentrati i legali del nostro patronato Inca che hanno studiato a fondo la sentenza,
hanno studiato a fondo il provvedimento del decreto del governo che poi è diventato legge e hanno detto che in pratica il provvedimento del governo è incostituzionale e quindi hanno valutato che è il caso di produrre delle cause, di fare causa, di ricorrere in giudizio contro il fatto che il governo abbia risarcito con così poco i pensionati, abbia dato così pochi soldi ai pensionati. Un 20%, siamo proprio in chiusura. Come SPI Veneto noi abbiamo patrocinato, come SPI e Inca Veneto abbiamo patrocinato 4 cause, perché per arrivare a una nuova sentenza della Corte Costituzionale che risarcisca in pieno i pensionati non serve fare migliaia di cause, bastano poche e ben mirate. Noi ne abbiamo patrocinate 4, il nostro obiettivo è quello di arrivare a una sentenza della Corte Costituzionale che risarcisca in pieno i pensionati, però attenzione, per fare bisogna interrompere i tempi della prescrizione, quindi nelle sedi SPI CGIL, adesso vediamo anche tutti i riferimenti, le sedi provinciali dello SPI CGIL, sono a disposizione i facsimili della domanda da inviare all'INPS per interrompere i tempi della prescrizione, basta che il pensionato, noi lo aiuteremo a compilarla, faccia una raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi poi la tenga ben conservata. Quindi avete tutti i numeri di telefono delle sedi sì, lì ci sono tutti i numeri di telefono, se per caso non si facesse in tempo a fare la raccomandata con l'interruzione dei tempi di prescrizione entro il 31 dicembre del 2016, la si può fare anche successivamente, certo che si va a perdere magari una fettina, però meglio farla quando i pensionati sono in grado, sentono magari questo comunicato, facciano questa raccomandata. Lo SPI CGIL è come sempre a disposizione per qualsiasi informazione. Quindi non è una cosa complicata assolutamente, basta recarsi nelle sedi, non solo le provinciali, anche quelle locali dello SPI CGIL, chiedere se si vuole interrompere la prescrizione. Viene fatta firmare a questo punto una lettera, va andata con raccomandata, l'indirizzo lo dà allo SPI CGIL, quindi non è problematico assolutamente, certo. Ma l'importante è bloccarla. Poi speriamo che presto arrivi questa pronuncia della Corte Costituzionale che ci dia un risponso, esatto, che almeno possa soddisfare in parte le aspettative economiche di tantissimi pensionati. Stiamo parlando veramente di migliaia di euro, attenzione, quindi rinunciare a questi soldini per una persona che è in pensione non è cosa di poco conto. Ci sta dentro magari il famoso cose per i denti, ci stanno dentro tante cosine. Grazie Maria Pistorello, grazie a voi di aver partecipato e adesso vi lascio naturalmente al nostro approfondimento con gli ospiti in studio di politica e attualità. State quindi con noi.